Amici all'ascolto, un cordiale buonasera dalla Pala Barzacchi di Viareggio da parte di Roy Lepore e Vincenzo Calvarese. Un saluto anche a Giampiero Pucci nella regia centrale di Noi TV per questo collegamento e anche in diretta streaming con gli amici della Federazione Italiana Sport Rotellistici per questa partita valevole per il massimo campionato di hockey su pista tra il 100 Giovani Calciatori ed il Breganze. Vediamo le formazioni delle squadre. Allora il numero 32 da Silva Veludo, intanto c'è il saluto da parte di un ex allenatore e anche giocatore del Barcellona, Quim Pauls, spagnolo, presente in tribuna qua al Pala Barzacchi, con il numero 32 Veludo, con il numero 21 Texido, con il numero 4 Battaglin, con il numero 2 Amato, con il numero 58 Scuccato, con il numero 9 Retis, con il numero 3 Dalla Valle, con il numero 99 Costenaro, con il numero 6 Borgo, con il numero 26 Zanfi, assente per il fortunio Micians, allenatore Diego Mir, il 100 Giovani Calciatori schiera Torre, Cinquini, Selva, Danna, Puccinelli, Muglia, Lombardi, Montigello, Rosi e Barozzi, ex di turno Samuele Muglia, allenatore Francesco Dolce. Gli arbitri sono primo arbitro Joseph Silerchia di Giovinazzo, Carlo Iuorio di Salerno, Edoardo D'Alessandro e Massimo Nucifero della sezione di Viareggio, il primo arbitro ausiliario, il secondo al tavolo dei cronometristi del conteggio dei 45 secondi. Salutiamo anche Angelo Copisti, collega del Tirreno, e Giulio Arnoglieri, collega della Nazione, che sono in postazione centrale qua al Pala Barzacchi. Passo la parola subito a Angelo per la presentazione del Breganze. Buonasera a tutti. Dunque questo confronto fra Breganze, fra CGC Viareggio e Breganze è il 65esimo confronto che si disputa nel massimo campionato. Il Breganze e il Viareggio in questa partita hanno e devono soprattutto l'obiettivo di vincere, perché hanno da riportarsi nei piani alti di questa classifica. Il Breganze è reduce, finora ha collezionato 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Il Centro Giovani 2 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. C'è da dire che quindi hanno necessità assolutamente di conquistare l'intera posta in palio. Il Breganze lo conosciamo, la squadra di Diego Mir, che quest'anno in porta schiera il portiere portoghese angolano Francesco Veludo, che è un ex del Vercelli, poi c'è Samuel Amato, l'ex del Valdagno, mentre ha confermato i soliti Texido, Mijans, che sono da affiancare Scuccato e Retis. C'è da dire anche però che questa partita Mijans, anzi come si pronuncia, è assente perché si è infortunato alla schiena, mentre lo stesso Texido nell'ultima partita che hanno perso con il Sarzana si è infortunato alla gamba destra e ha dei risentimenti. Dicevo appunto dell'obiettivo di entrambe le formazioni di assolutamente vincere per dare una svolta a questo campionato, finora le partite fin qui disputate, e speriamo comunque che sia un bel incontro. Ringraziamo Angelo per questa introduzione della formazione del Breganze. Ricordo il Centro Giovani Calciatori l'ha eliminata l'anno scorso nei quarti di finale nei playoff, una formazione che ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso con il gol partita proprio di Samuele Muglia. I quintetti in pista: il portiere Veludo per il Breganze, Amato, Scuccato, Retis per la squadra di Diego Mir con Costenaro, il Centro Giovani Calciatori con Barozzi, Muglia, Montigel, Cinquini e Gepi Selva, che in settimana è stato intervistato da una televisione spagnola e ha reclamizzato la città di Viareggio, il carnevale, il Centro Giovani Calciatori e l'hockey italiano. Intanto contropiede subito dei bianconeri in maglia gialla
e bianca stasera, con la conclusione al volo subito di JP Selva su assist di Cinquini, è andato fuori. C'è anche una minoranza di supporters della Breganze che comunque si fanno sentire, sono dietro la porta difesa da Leonardo Barozzi nella tribunetta lato mare. La solita curva est, c'è il gol del vantaggio, però non viene dato il gol, perché non era stato Retis, però l'arbitro era lì ben piazzato e non vediamo che Angelo insieme a Giulio Arnolieri hanno visto anche loro qualcosa di irregolare, un fallo di pattino, e quindi gli arbitri hanno fatto bene, se l'hanno visto, a annullare questo gol. Iorio era piazzato proprio, non c'è stato neanche proteste da parte dei giocatori del Breganze, quindi non possiamo neanche parlare di gol annullato, ma è un gol che praticamente non era valido, quindi siamo fermi sullo 0-0. La curva est dei supporters viareggini si fanno sentire anche loro. Entrambe le squadre sono reduci da 2 sconfitte, come ricordava Angelo. Il Breganze di misura 5-4 in casa con il Sarzana, mentre il Centro Giovani Calciatori sulla pista di Lodi per 5-1. Quindi è ovvio che stasera è una partita importante per tutte e due le squadre, specialmente per il Centro Giovani Calciatori, che gioca qua in casa di fronte al proprio pubblico, ha la necessità di riuscire a portarsi a casa un risultato utile. Ovvio che l'assenza di Mitchens nella compagine del Breganze si fa sentire, come anche Texidò non al meglio per Diagomir. Sono 2 pedine sicuramente importanti nello scacchiere della formazione rossonera. Montigel ha scambiato corto con JP Selva, che viene in avanti. JP Selva a oggi ha realizzato 2 reti, 4 sono di Danna, 2 di Lombardi, una di Montigel e Rosi, e in vetta c'è Elia Cinquini con i suoi 7 gol. Centro Giovani Calciatori che in fase realizzativa sta cercando varie soluzioni per poter riuscire a trovare la via del gol. Cinquini, Muglia, Cinquini si allunga la pallina, c'è un Muglia che era riuscito ad agganciare la sfera per un attimo per la sua conclusione, però è stata neutralizzata da Veludo. Ancora il centro in avanti, si ferma però JP Selva, apre per Montigel, 0-0 il risultato. Sono trascorsi 4 minuti dall'inizio della gara qua al Pala Barsacchi di Viareggio. Poi la prossima settimana il Centro Giovane è atteso alla trasferta di Scandiano, mentre il Breganze se la vedrà con il Forte dei Marmi. Conclusione con un diagonale andato fuori dalla porta di Leonardo Barozzi. Si lamenta Montigel con l'arbitro Silecchia per una irregolarità che aveva, secondo lui, subito. Amato
giocatore pericoloso sotto porta, quindi il centro deve fare molta attenzione. Da Montigello a Muglia, che però si fa anticipare dall'uscita di Veludo in questa azione. C'è la porta che si è spostata, poi c'è anche l'arbitro Iorio che recupera qualcosa dentro la porta di Veludo. Queste assenze, Angelo, nel Breganze di Micians e anche Texidò non al meglio, è chiaro che sono penalizzanti per la squadra dei Breganze. Certamente sì, ce l'ha anche spiegato Mir, l'allenatore, alla vigilia di questo confronto quando l'abbiamo sentito. Tra l'altro sono i due migliori realizzatori della formazione vicentina. Mitians ha fatto 9 reti, Teixido entrambi a 9 reti, quindi sono i migliori realizzatori del Breganze, che comunque sin dalle prime battute si sta rivelando molto pericoloso. L'avete visto nelle conclusioni che Barozzi ha parato con attenzione. Tanto sarà leggermente infortunato l'arbitro Carlo Iorio, il magazziniere del massaggiatore del Centro Giovani Calciatori. Lo ha subito soccorso Junior Rovai con lo spray, però per Iorio nulla di preoccupante, quindi è lì a continuare a dirigere la sua partita insieme alla collega Silecchia di Giovinazzo. Parte in contropiede il Breganze, va a terra sbilanciato un giocatore veneto che reclama, ci prova Gepi Selva, ma viene murato da Amato e c'è il Breganze che riparte in avanti con Amato alla sua conclusione, come avevo anticipato, elemento pericoloso questo Amato. Angelo, il centro deve fare attenzione perché sotto porta è uno che la vede, come si dice in gergo. Certamente si conosce il giocatore, l'ex del Valdagno, e devo dire che insomma si sta confermando l'uomo pericoloso. Avete visto come da un punto di vista delle conclusioni il Breganze è decisamente più avanti, il centro vedo che sta trovando difficoltà. Avete visto il fallo di... C'è un blu per Montigello per questo su scuccato, quindi al 19-23 blu per Montigello per il fallo su scuccato, e ora c'è questo tiro diretto per la formazione di Diego Mir. Sembra Texidò è entrato in pista per tirare. È entrato in pista proprio per il tiro diretto il giocatore che non è al meglio, è il capitano della formazione, pronto contro Barozzi. Barozzi è bravo a neutralizzare la conclusione di Texidò e quindi non è riuscito a sfruttare questa opportunità la formazione del Breganze, con il centro giovani comunque che adesso è di inferiorità numerica e quindi deve cercare di gestire con intelligenza la pallina. Cinquini, c'è dentro anche Romeo Danna che nel frattempo era entrato al posto di Muglia. Centro non deve perdere la pallina, Cinquini, chiaro che ora non si vede nessuno dei compagni. Cinquini pensava di vedere Danna, c'è stato un fallo di pattino provvidenziale perché il Breganze stava andando via in contropiede. Angelo, erano 2 contro 1 a favore del Breganze, sarebbe stato molto pericoloso.
Non so se l'abbiamo notato, è entrato Danna al posto di Muglia, sì, l'avete già detto, bene. Deve stare attento questo centro, perché il Breganze è molto pericoloso, specialmente nella parte destra, dove gli attaccanti vicentini entrano con una certa facilità. Tanto siamo a 4 falli di squadra per il centro e 1 per il Breganze. Centro che riesce a gestire per il momento il possesso della pallina in inferiorità numerica per il fatto che è fuori Nando Montigel, che aveva causato il tiro diretto per il Breganze, che poi non è stato sfruttato da Texidò. 2 falli anche per la formazione in maglia rossonera. Amato, Breganze, attenzione, pericolosa con Retis, possibilità di contropiede del centro con Gepi Selva, gli viene recuperata la pallina. C'era stato il palo di Retis. Il Breganze che mantiene il possesso ancora ora della pallina. Si è ristabilita la parità con i giocatori in pista. Montigel riè dentro, quindi per dare una mano ai suoi. Stava per andare via il centro giovani in contropiede con Danna, quando è stato fischiato un fallo a favore del Breganze, e quindi 5 sono ora i falli di squadra per il centro giovani calciatori, 2 per i veneti. 0-0 il risultato, siamo a 16 minuti e 50 secondi dalla conclusione. C'è la respinta ancora di Barozzi. Montigel per Muglia, in pista insieme con Romeo Danna, è uscito Gepi Selva, il tiro da fuori di Cinquini, la parata di Veludo. Amato per il Breganze, poi manovra Scuccato, con l'aiuto della sponda riesce a servire Texidò. Amato prova da lontano, sbaglia però la mira, si fanno sentire i supporters del Breganze, non è riuscito Amato a proseguire la sua azione offensiva, fermato dai giocatori viareggini. In pista per il Breganze anche Borgo. Diagomir è chiaro che, dovendo fare a meno di Micians per infortunio e avendo anche Texidò, come detto, non al meglio della condizione, dato spazio anche a dei giovani. Cinquini, Montigel stava per trovare una deviazione vincente con le spalle rivolte alla porta Romeo Danna. Attento però il portiere Francisco Veludo. Breganze gioca ancora nella metà pista del centro giovani, che riesce a recuperare bene la pallina con Montigel, si volta cercando con lo sguardo un compagno, gli viene tolta proprio dalla racchetta la pallina a Muglia e c'è l'incrocio dei pali di Muglia, l'incrocio dei pali di Muglia clamoroso al 14:45. 14:45, incrocio dei pali di Muglia, quindi si bilancia il palo di Retis nell'occasione, ma aveva fatto davvero Angelo Montigel un bel numero.
aveva fatto un bel numero, ha dimostrato anche di avere un grande spirito di collaborazione, perché probabilmente se tirava lui forse aveva più probabilità, ma per spirito di collaborazione ha passato a Muglia, che purtroppo ha colpito la palla. Un bel gesto di Monticelli, che forse avrebbe avuto maggior fortuna se avesse concluso lui personalmente. Eccolo Monticelli che ha ricevuto da Elia Cinquini. Samuele Muglia, ex, che ha conservato un bel ricordo della esperienza dell'anno scorso a Breganze. Il suo gol nella finale di Coppa Italia ha permesso proprio ai veneti di vincerla. Eccolo Muglia, esterno della rete, illusione ottica, però si era mosso davvero bene Samuele. Siamo a 13 minuti e 30 secondi dalla conclusione del primo tempo, 0-0 ancora. Giulio Arnoglieri, partita che non si sblocca, però ci stanno provando da una parte e dall'altra. Ma sì, è iniziata su ritmi molto veloci, con vari falli di squadra fischiati più per contro il centro che contro il Breganze, anche se un paio di blocchi c'erano e non sono stati rilevati. È molto movimento, molto gioco. All'inizio più tiri del Breganze, poi anche il Viareggio si è fatto molto pericoloso con la traversa di Muglia a portiere battuto. Mi è piaciuto molto come il Viareggio ha tenuto il gioco nell'inferiorità numerica, non concedendo, a parte il palo di Texidò, ma insomma ci può stare, veramente quasi nulla, e tenendoli anche lontano dalla propria area. Quindi è una partita chiaramente apertissima fra due squadre che sanno, insomma, di giocarsi abbastanza in questa gara. Occasione sprecata da Texidò in un momento importante della partita per loro. Certo, Dio, non aver realizzato per merito di Barozzi più che per demerito di Texidò, e poi non aver sfruttato la superiorità numerica, certo che conta, però siamo ancora neanche a metà del primo tempo, quindi di tempo ce n'è ancora tanto. Grazie anche a Giulio, si riprende con l'ingaggio nell'area del Breganze, con i giocatori viareggini che recuperano il possesso della pallina con danna. Cinquini, c'è però un intervento dell'arbitro Silecchia di Giovinazzo per comandare un fallo a favore del Viareggio. Sono 5 i falli della formazione di squadra della formazione bianconera, 3 quelli per il Breganze. Il tiro è il gol di Elia Cinquini che porta a 8 le sue reti personali e sblocca il risultato al 13-21. Cinquini, un tiro forte, un tiro preciso, ricevendo l'assist del compagno. Ha fatto un bel gol, conferma Elia di essere il miglior realizzatore del centro con le sue 8 realizzazioni. Ora però ci si aspetterebbe che anche gli altri facessero i gol, come è il loro ruolo di gioco. Ed è quello che aveva sottolineato anche Samuele Muglia, ospite nell'ultima puntata di Centropista nei nostri studi di Noi TV, che stanno provando varie soluzioni proprio anche per trovare la via del gol, perché sono consapevoli anche loro attaccanti, ma anche tutta la squadra bianconera, che potrebbero sicuramente fare meglio, no? Sotto porta. C'è forse un richiamo per Monticelli subisce il richiamo da parte dell'arbitro Carlo Iuorio di Salerno, che ha protestato, secondo lui, su questa decisione del direttore di gara, che ha assegnato il 6º fallo di squadra al centro giovani. Giulio faceva notare che probabilmente c'era anche qualche blocco per il Breganze per fischiare dei falli di squadra. 6-3 siamo per il centro. È una situazione un po' imbarazzante del centro, c'è da dire anche però che bisogna che specialmente Nando sia un po' più tranquillo, perché l'arbitro gli ha alzato il dito, ora sarebbe in una posizione molto scomoda. Un po' più di tranquillità
e maggior concretezza in avanti. 12 minuti e 30 secondi alla conclusione della partita. Nella prima frazione con il vantaggio del Centro Giovani 1-0 grazie al gol di Elia Cinquini. Romeo Danna più veloce di compagni avversari per recuperare la pallina. Montigel ancora per Danna, però era leggermente spostato dallo specchio della porta difesa da Veludo e quindi non è riuscito a centrare. Danna, Cinquini, Montigelli viene incontro, Muglia con Danna, i due si trovano molto, si servono la pallina reciprocamente. Ora gira su se stesso proprio Elia Cinquini, sicuramente maturato e cresciuto molto dall'esperienza anche che ha avuto a Forte dei Marmi, tornato a Viareggio motivato e responsabilizzato anche dal ruolo che l'allenatore Francesco Dolce gli ha dato, quello di baluardo difensivo insieme a Nando Montigel, ma giocatore con il vizio del gol, perché come hai detto è capocannoniere della squadra con 8 reti e non sono poche. Respinge con sicurezza Leonardo Barozzi, una conclusione di Amato, che è il giocatore che ci sta provando di più del Breganze. Montigel, Cinquini, 10 minuti e 50 secondi alla conclusione del primo tempo. Scivola perché è anche toccato da un avversario, ci prova ora Texido, rimandato in pista dall'allenatore Diagomir, tanto anche per Dalla Valle c'è un contatto con un avversario, l'arbitro Iuorio questa volta era lì ben piazzato, lo ha fatto rialzare, eccolo qua il giocatore Dalla Valle. Sono in pista dei giovani come Borgo, anche del Breganze. Cinquini, Muglia, lo contrasta Dalla Valle, però Muglia con caparbietà è riuscito a mantenere il possesso della pallina. Muglia ancora, Montigel, Cinquini, centro, mantiene il possesso della pallina. 9 minuti e 36 secondi alla conclusione del primo tempo, il vantaggio prezioso grazie al gol di Elia Cinquini, che per poco non metteva Danna nella condizione di raddoppiare. La pallina ha fatto di pochissimo la barba al palo della porta difesa da Veludo. Altro time out, questa volta è del Centro Giovani Calciatori. Ne approfittiamo di questa pausa per ricordare una iniziativa. C'è un richiamo anche per Muglia da parte dell'arbitro Silecchia. Ne approfitto per ricordare un'iniziativa da parte della società del Centro Giovani Calciatori in collaborazione con la Fondazione Carnevale, di promuovere sia il carnevale che l'hockey su pista nelle scuole cittadine. È già iniziato questo viaggio con l'allenatore Francesco Dolce, con alcuni giocatori, con Daniele Maffei, il nostro collega e di avventure hockeyistiche con il Centro Giovani Calciatori, voce ufficiale del Carnevale. E questa è un'iniziativa sicuramente che sta riscuotendo molto successo, perché più se ne parla di questa disciplina, iniziando proprio con i più piccoli, è importante veicolare proprio questo sport. E poi un'altra iniziativa importante è quella della Viareggio Ultras a scopo benefico di solidarietà, che hanno organizzato per venerdì 22 alle ore 21 al Circolo del Fienile al quartiere Varignano a Viareggio una cena
per raccogliere fondi da destinare ai genitori della piccola Jo, una bambina di 2 anni di Tirrenia in provincia di Pisa, che deve essere sottoposta nella primavera del 2020 ad una delicatissima e costosissima operazione che si deve svolgere effettuare in Florida. Costa 500.000 euro questo intervento e al momento sono stati raccolti 270.000 euro, quindi lo sport va a braccetto con la solidarietà e questo è davvero molto molto bello. Il gioco è ripreso dopo il time out del centro giovani, è il Breganze che ora cerca di recuperare lo svantaggio, vanno a terra. Intanto Rosi che è entrato, è il numero 6, c'è proprio Rosi che realizza questo grande gol. Liam Rosi è entrato in pista da nemmeno 1 minuto e porta sul 2-0 il centro giovani calciatori. Liam Rosi che realizza il secondo gol stagionale. 8-33 Liam Rosi, quindi 2 difensori Angelo, Cinquini per l'1-0, Rosi per il 2-0 che stanno portando in vantaggio i bianconeri. Sì, meno male ci sono, stanno segnando i difensori, questo comunque è un bel gol perché Geppi Selva ha fatto un ottimo assist a Liam che ha colpito a colpo, che ha fatto gol a colpo sicuro e che ha riportato il centro a un raddoppio comunque tutto sommato meritato. Barozzi continua a essere preciso nei difensori, nelle sue parate e quindi va bene così. Ancora Geppi Selva che si era portato come assist man per i compagni, un ruolo, va detto onestamente, e c'è rigore, fallo di pattino di Elia Cinquini, 7-27, fallo di pattino di Cinquini e c'è il rigore per il Breganze, assegnato da Iorio. Però anche in questo caso vediamo Barozzi che non è d'accordo, va la battuta Scuccato questa volta. Va Scuccato alla battuta con la maglia numero 58, punteggio è di 2-0 per il centro giovani calciatori. Pubblico Viareggino fischia per creare disagio a Scuccato che è contro Barozzi. Vediamo cosa succede, che mette fuori, però Barozzi si è mosso. Ed allora si ripete. Geppi Selva è andato dall'arbitro Iorio di Salerno per esprimere il suo disappunto. Scuccato ancora contro Barozzi che questa volta deve fare attenzione perché è stato richiamato. Ora Barozzi si distende, ha chiesto all'arbitro un attimo di pausa, continua ancora a fischiare il pubblico. 7-25 ora il secondo rigore tirato e c'è il gol questa volta, e questa volta c'è il gol di Scuccato. Scuccato realizza il gol, il rigore, e quindi siamo sul 2-1. Questo però il pubblico protesta, Angelo. Sì, protesta, onestamente però non riesco a capire. Bisogna stare attenti però alle proteste perché dopo l'arbitro se la prende in male succede di peggio.
quindi 2-1 adesso il punteggio dopo che era stato respinto, messo fuori il rigore. Si è praticamente ripetuto Elia Cinquini. Siamo 6 falli di squadra per il centro, 3 per il Breganze, che ora chiaramente ha ripreso coraggio dopo il 2-0 che aveva subito. La squadra viareggina ora deve prestare molta attenzione a non innervosirsi e non protestare, come diceva il collega Angelo Cupizzi. Intanto esce Danna, rientra in pista Samuele Muglia, esce anche Elia Cinquini e c'è dentro Montigel. Bisogna che ruotino questi giocatori bianconeri. Intanto c'è forse un blu ora, vediamo che c'è un blu, sì, c'è il blu ha scuccato, c'era questo fallo. Il fallo su Gepi Selva e ora si va quindi proprio con Gepi alla battuta. Tiro diretto per il Viareggio con Gepi Selva contro Veludo. E ora vediamo se il giocatore riuscirà, però Veludo respinte. Ha respinto il portiere del Breganze, quindi siamo sempre sul 2-1 con questa opportunità che il Centro Giovani non ha sfruttato. È il Breganze adesso che è in inferiorità numerica, vediamo se a differenza della squadra veneta il Centro Giovani Calciatori come prima riuscirà ad approfittare c'è la pallina alta, della superiorità numerica. Azione pericolosa sotto la porta di Veludo, però la pallina era stata giudicata alta dall'arbitro Silecchia di Giovinazzo, che dirige insieme a Iorio di Salerno. 5 minuti alla conclusione del primo tempo, 2-1 il risultato. Amato, il tiro, la respinta sicura del portiere Barozzi. Montigel, Liam Rosi tengono la pallina ai bianconeri, però deve velocizzare il centro della manovra se vuole. Rosi è andato lì vicino, ha scheggiato la pallina, prova Montigel e ora ancora fuori, però deviata la pallina da un giocatore del Breganze. Ci stanno provando i ragazzi di Francesco Dolce ad approfittare dell'uomo in più in questo frangente quando mancano 4 minuti e 37 secondi alla conclusione del primo tempo. Al volo il tiro di Muglia, ma era centrale, Veludo ha parato, viene in avanti Amato, contrastato da Montigel, bravo anche Rosi in seconda battuta a fermare il giocatore avversario. Montigel ancora 4 contro 3, ma il Breganze anche in questo caso è riuscito e ora si ristabilisce la parità. Rientrato in pista Scuccato, c'è Veludo con il piede, devia all'ultimo momento una pallina che ha visto
forse all'ultimo Muglia fermato, Veludo compie un miracolo su Montigel. 3 minuti e 40 secondi alla conclusione del primo tempo, il Centro Giovani forza i tempi per tornare in gol. 2-1 è il punteggio a favore dei bianconeri, ma vista la partita in bilico ed equilibrata è poca una rete di differenza nei confronti di un Breganze che, anche se incerottato per l'assenza di Micens per infortunio e Texidò non in perfette condizioni fisiche, Muglia che viene avanti, però Veludo gli dice di no, Rosi sulla corta respinta ci prova, tira alta, però la pallina perché è deviata dalla racchetta di un giocatore veneto. C'è un forcing, Angelo, di questo Centro Giovani per trovare il terzo gol. Certamente sarebbe un gol molto importante perché darebbe una sicurezza al gioco dei bianconeri. In questi minuti stanno forzando, fanno benissimo e che dire, speriamo ce la facciano. Pallina che finisce al di là della balaustra, la contrastata Amato a JP Selva. 2 minuti e 47 secondi alla conclusione della prima frazione di gioco. Montigel è l'ultimo giocatore di fronte al portiere Barozzi, gli serve la pallina Muglia, ci prova da lontano a tirare Montigel, Muglia tentava un tunnel ad Amato ma non ci è riuscito. Il tiro alto di Texidò, JP Selva serve Muglia, dribbla 2 avversari, non riesce poi a trovare la porta per battere Veludo. Breganze adesso è nella metapista del Centro Giovani. Texidò, anche se non al meglio, però Diego Mir lo utilizza perché è un elemento sicuramente importante, anche magari poco. Muglia ha soffiato agli avversari una bella pallina, poi commette fallo, secondo l'arbitro Silecchia, Rosi, e quindi la ripresa del gioco è con un ingaggio tra Amato e un compagno di squadra dietro. Gli ha già servito la pallina Scuccato, l'autore del gol su rigore, e c'è il gol di Amato, lo abbiamo detto e ridetto che questo è un giocatore pericoloso, un giocatore importante per la sua squadra. Si è girato e ha trovato uno spazio per poter realizzare il gol del 2-2, una risposta ancora di Veludo, un gol che è passato non si sa come, ha trovato il buco giusto per battere il portiere Leonardo Barozzi. 2-2 quindi, quando siamo a 1 minuto dalla conclusione del primo tempo qua a Viareggio tra Centro Giovani Calciatori e Breganze. La squadra di Francesco Dolce era sul 2-0, però ci hanno avuto una pressione i bianconeri stasera in maglia gialla e bianca per poter cercare di trovare il terzo gol che non hanno trovato. Muglia, JP Selva mette una pallina in mezzo, la recupera Amato che viene in avanti, attenzione perché voleva che commettesse un fallo di pattino Elia Rosi. 20 secondi alla conclusione del primo tempo, 2-2. Centro in possesso di pallina, Rosi, accanto a sé c'era Montigel, Rosi ancora, Montigel, il Breganze non dà lo spazio per poter venire alla conclusione ed allora c'è davvero difficoltà con JP Selva che ci prova, ma la pallina è alta, interviene l'arbitro Silecchia
per fischiare una punizione a favore del Viareggio, 6 falli di squadra per i bianconeri, 4 per il Breganze, 2 pari. È il risultato qua al Pala Barzanchi quando siamo proprio allo scadere del primo tempo. Chiedono la verifica della distanza ai giocatori viareggini, ai direttori di gara. Il passaggio di Rosi a Muglia è troppo lontano e c'è il fischio. Il gol di JP Selva aveva già fischiato l'arbitro, la sirena c'era già stata, 2 pari. Quindi al gol di Cinquini, al raddoppio di Rosi, c'è stato il gol di Scuccato su rigore e poi quello di Amato per il 2 pari. A voi la linea, a risentirci per il secondo tempo, grazie.
Amici all'ascolto, nuovamente collegati con il Pala Barzanchi di Viareggio, con Roy Lepore, con le riprese di Vincenzo Calvanese, nella regia centrale di Noi TV Giampiero Pucci a coordinare. Un saluto anche a tutti gli amici collegati in diretta con noi streaming per la Federazione Italiana Sport Rotellistici, a beneficio di coloro che si ponessero in ascolto con noi in questo istante. Il punteggio al termine della prima frazione di gioco è di 2 pari tra il Centro Giovani e il Breganze. Era passato in vantaggio la formazione di casa con Elia Cinquini, il raddoppio di Rosi, poi scuccato su rigore fatto tirare 2 volte perché si era mosso in una prima volta il portiere viareggino Barozzi, poi scuccato è riuscito a realizzare il 2-1. Poi c'è stata un blu per proprio scuccato, la punizione di prima di JP Selva non è stata concretizzata e a 1 minuto e 34 secondi dalla fine del primo tempo è arrivato il pareggio con Amato. Il Breganze deve fare a meno di Misens per infortunio, anche l'altro giocatore Texidò non è al meglio, è stato utilizzato parzialmente dall'allenatore Diego Mir. Presente in tribuna qui a Viareggio anche l'ex giocatore del Barcellona e tecnico anche della formazione spagnola Quim Pauls, che ora è nei quadri tecnici della federazione spagnola, che era venuto qua per un stage con l'associazione tecnici italiani di hockey su pista e quindi ha approfittato della sua presenza in Versilia per vedersi anche all'opera questa partita tra il Centro Giovani e il Breganze. Poi nella fase finale della partita vedremo anche di avvicinarlo per sentire un suo parere. Intanto la gara è iniziata in questo secondo tempo con il Centro Giovani Calciatori stasera in maglia gialla. C'è un salvataggio in extremis di Veludo su una pallina che si era impennata su conclusione di Elia Cinquini con la racchetta di JP Selva. Stava per la pallina creare dei problemi a Veludo, ma lui è stato molto bravo, un colpo di reni ha permesso di salvare la situazione nella sua porta. C'è anche un gruppo di sostenitori del Breganza arrivati fino qua a Viareggio e c'è il gol di JP Selva che realizza il vantaggio del Centro Giovani Calciatori al 23:54. 23:54. JP Selva si è voltato, si è girato e ha realizzato il gol del 3-2 per il Centro Giovani Calciatori in questo secondo tempo e quindi raggiunge JP Selva 3 gol personali nello score dei giocatori del Centro Giovani. Un gol Angelo da autentico attaccante, si è voltato e ha lasciato partire una conclusione davvero molto secca e potente su cui Veludo, che aveva compiuto un miracolo proprio su di lui poco prima, non ha potuto fare nulla in questa occasione. Certamente un bel gol, avete visto la conclusione molto precisa che è terminata nel set della porta del Breganze, che sottolinea la capacità di questo attaccante. Però bisogna stare attenti anche al contropiedi del Breganze perché sono sempre pericolosi. È chiaro che se riuscisse a sbloccarsi davvero JP Selva nelle sue azioni risolutive sotto porta, finirebbero anche alcuni dei problemi, no, di realizzazione della squadra viareggina. Certamente il maggior difetto di questa squadra è gli errori che vengono commessi in fase realizzativa. Se si pensa che il miglior goleadore è Cinquini, un difensore, tutto viene sottolineato da questo aspetto. Però sono convinto che se si sbloccano gli attaccanti potrebbero veramente contribuire a arrotondare questo successo. È chiaro che ci sono dei periodi in cui agli attaccanti c'è difficoltà di trovare
la porta, di trovare il gol. L'importante è lavorare come fanno ovviamente i giocatori del Centro Giovani Calciatori, sempre con il massimo impegno, con l'allenatore Francesco Dolce, il preparatore Andrea Bemi e tutto lo staff bianconero, che chiaramente si è rinnovato, ringiovanito in questa stagione, ed è ovvio che vadano messe anche in preventivo certe situazioni di difficoltà, altrimenti sarebbe tutto facile cambiare e non avere problemi. Sono state fatte delle scelte importanti da parte della società, che come detto ha ridimensionato un po', e c'è il gol ancora di Gepi Selva, ma forse con una deviazione di Retis. Comunque il gol è di Gepi. 21-38, Gepi Selva che va a raddoppio ancora, porta sul 4-2 le reti per il Centro Giovani Calciatori e sale a 4 gol personali come Danna. Quindi stavamo proprio dicendo, nemmeno avesse l'auricolare Gepi, Angelo, che se un attaccante si sblocca può trovare la sua strada più facile, no? Più in discesa, ed è stato come in questo momento. Sì, Gepi si sta sbloccando, forse la presenza del suo connazionale Kim Paul ha portato fortuna stasera. Comunque due bellissime reti che sottolineano le capacità comunque realizzative di Gepi Selva. E ora il punteggio quindi all'inizio di questo secondo tempo è di 4-2 per il Centro Giovani Calciatori, che deve continuare così. Anche nel primo tempo si era portato in vantaggio 2-0 e poi il Breganze ci aveva creduto ed era riuscito a recuperare lo svantaggio, quindi proprio in virtù di tutto questo la testa dei bianconeri deve rimanere concentratissima. Ha risposto bene anche Leo Barozzi, ma Veludo ha compiuto sicuramente alcuni interventi determinanti nel corso del primo tempo. Pallina alta, dice l'arbitro Iorio di Salerno. Tanto si è portato a 5 falli di squadra anche il Breganze, sono 6 quelli del centro. Amato aveva realizzato il gol del pareggio per i suoi, giocatore interessantissimo questo della formazione di Diagomir. Cinquini Gepi, Romeo Danna, ancora Gepi Selva, che ora si vuol caricare un po' sulle spalle il Centro Giovani, lui che sa della responsabilità che sente proprio per l'esperienza che vuol mettere a disposizione della sua squadra, e finora non era riuscito a trovare la via del gol, ma aveva permesso ai compagni di squadra con degli assist perfetti o anche in fase difensiva, facendo un lavoro oscuro, di essere comunque positivo per la squadra. Gepi Selva, eccolo. Montigel, altro monumento di questa squadra viareggina, ormai è diventato un'istituzione, responsabile della leva, sa lavorare molto con i giovani, il suo carisma, il suo insegnamento è importante. Ancora Gepi, lo vediamo ispirato a trovare l'angolino basso della porta difesa da Veludo,
ci volevano questi 2 gol per rivitalizzare questo giocatore che sentiva forse la mancanza del gol da attaccante com'è, e ora ha trovato questi 2 gol nella fase proprio iniziale di questo secondo tempo. Muglia per Montigel, Romeo Danna, Montigel di prima intenzione per Elia Cinquini, Danna Muglia, ex di turno, il suo gol regalato l'anno scorso a Breganze, la Coppa Italia e la formazione veneta, che viene in avanti con Amato. Bravissimo Montigel a non dargli la possibilità di tirare con potenza. Cinquini, Muglia perde la pallina per il pressing subito, ma la recupera subito in fase difensiva. Ora il centro è determinato perché con questo doppio vantaggio che ha sul Breganze vuole amministrarlo bene, perché sa che questa è una partita che deve essere vinta. Ancora un intervento risolutivo del portiere Leonardo Barozzi. 17 minuti alla conclusione della gara, 4-2 per il centro il vantaggio, però il Breganze lo vediamo che sta pressando molto, va a terra scuccato. Scontro con Nando Montigel, anche l'arbitro Silecchia è andato a verificare le condizioni del giocatore del Breganze. Amato ha qualcosa da dire a Iorio di Salerno, che va nell'angolo ai lati della porta di Leonardo Barozzi per comandare la ripresa del gioco per il Viareggio. Da Elia Cinquini a Montigel viene incontro Romeo Danna. Cinquini, di fronte a lui c'era Amato, va a terra Montigel. Ora Montigel è a terra, c'è il giocatore del Breganze che viene richiamato c'è un richiamo ufficiale da parte dell'arbitro Iorio nei confronti di Amato. Siamo al 16 minuti e 44 secondi dalla conclusione della partita, punteggio di 4-2 a favore del Centro Giovani Calciatori nella ripresa doppietta di Gepi Selva. Murato da Montigel, c'è un altro richiamo e c'è un richiamo per Scuccato. Richiamo ufficiale anche per Scuccato. E ora siamo 6 falli di squadra ciascuno per il Centro Giovani e il Breganze, con Montigel che parla con i 2 arbitri Silecchia e Iorio. C'è ora un chiarimento anche nei confronti dell'allenatore Francesco Dolce da parte dell'arbitro Silecchia, che gli ha spiegato ovviamente quello che avevano deciso.
non aggancia Danna, recupera la pallina Costenaro che è entrato nel frattempo nelle file del Breganze. Manovra Borgo, Muglia su Amato, viene via bene dalla propria difesa. Cinquini riceve da Montigel, Muglia, Cinquini, Montigel mette in avanti la pallina Romeo Danna, il tiro al volo da parte di Samuele Muglia va al lato, riparte il Breganze con Amato, il tiro da lontano, ancora Barozzi, Breganze. Angelo che comunque è rimasto in partita come nel primo tempo anche con il doppio svantaggio. Certamente sì, ora secondo me ha sprecato una buona occasione perché Barozzi era rimasto per terra e aveva avuto questa opportunità, e poi non ci dimentichiamo che qualche istante prima Scuccato ha sprecato un'ottima occasione a porta vuota, quindi bisogna stare attenti perché il Breganze ha sempre questa capacità di reazione da non sottovalutare. Diego Mire sta facendo di necessità virtù perché sta facendo ruotare anche questi giovani, no? Che ha a disposizione in panchina come Borgo, come Costenaro, e quindi è ovvio che chiaramente mancando Micians e avendo a mezzo servizio Texido, il centro sta approfittando chiaramente di queste lacune tra virgolette, perché sono assenze importanti, va riconosciuto dal punto di vista della sportività e anche dell'obiettività. Certo, sono assenze importanti, il centro fa bene a approfittarne perché, come dicevo in apertura, questa è una partita fondamentale per il cammino delle due squadre. Bisogna assolutamente che in questo caso il centro vinca per dare una svolta al proprio cammino in questo campionato. Lo stesso Montigella in sede di presentazione ha parlato di una specie di una partita della vita, nel senso che è una partita, della svolta, perché deve veramente dare un nuovo cammino alla squadra bianconera, come del resto anche il Breganze, che però in questo momento sta risentendo molto dell'assenza di Mitianz. E poi non va sottovalutato anche in ottica piazzamento Coppa Italia. Certamente, è tutto un discorso, è tutto concentrato lì, in un campionato molto equilibrato come si sta rivelando questa stagione, bisogna non perdere le opportunità per vincere in casa. 13 minuti e 15 secondi a concludere questa partita, sempre 4-2 il punteggio a favore dei viareggini di Francesco Dolce. Breganze che tira da lontano e Barozzi ancora una volta che c'è, perde l'opportunità del tiro Gepi Selva, ma la pallina rimane al centro. Giovani calciatori che sta lavorando già anche per la Viareggio Cup, il torneo internazionale di calcio, giunta alla 72esima edizione che organizza la società bianconera, con anche il torneo femminile al secondo anno che si svolgerà a febbraio, quello maschile a marzo. E vedete che pallonetto stava venendo fuori con Liam Rosi, e Veludo stasera molto bravo. È stato bravissimo perché la deviazione involontaria del proprio compagno l'aveva messo in difficoltà, ma con un bel colpo di rene è riuscito a neutralizzare la pallina. Però vedete in questo momento come Breganze sul passaggio di Costenaro ha avuto un'ottima opportunità con il numero 6
Borgo, e però non ce l'ha fatta. Il Breganze resta molto pericoloso nei contropiedi. 11 minuti a concludere la partita, ancora Breganze in possesso della pallina con il portiere Leonardo Barozzi che si distende, togliendo a Scuccato l'opportunità di poter mettere una pallina pulita verso la sua porta. Nel frattempo rientrato in pista Texidò, Scuccato che attaccava Montigele, che è riuscito in qualche modo a servire Gepi Selva. Liam Rosi riceve, si allarga e riceve Samuele Muglia, gira su se stesso ma i suoi ex compagni di squadra non gli consentono di poter penetrare. Montigel, ora Breganze che subisce questo attacco del centro. Liam Rosi per Gepi Selva che cercava di girarsi, ci riesce pur attaccato da Texidò. C'è il contropiede del Breganze con Texidò, con il portiere Leonardo Barozzi che si salva. C'è un palo colpito dai veneti. Conclusione ancora all'indirizzo della porta viareggina con il portiere Leonardo Barozzi che neutralizza. Una partita sempre molto aperta. Andiamo a sentire anche il nostro collega Giulio Arnolieri. Una partita che non è affatto chiusa, 4-2 per il centro per il momento, a 10 minuti e 26 secondi dalla conclusione. Giulio. Sì, visto che nel primo tempo i 2 gol di vantaggio il Breganze è riuscito a recuperarli, è chiaro che il Viareggio deve stare molto attento. 2 bellissime reti di Gepi Selva, che aveva già fatto un assist nel primo tempo a Rosi, e quando ha le accelerazioni lascia sempre sul posto anche gente molto più giovane di lui. Però il Breganze sta spendendo molto in termini di energie perché cerca di pressare il Viareggio. Il Viareggio è molto bravo a far girare la palla, però è chiaro che nell'hockey 2 gol non sono poi una cosa per cui dormire sonni tranquilli, anche se francamente il Viareggio sta giocando bene e soprattutto sta gestendo molto bene la partita. È chiaro che c'è anche il Breganze in pista e lo sta facendo vedere, però insomma ora come ora mi pare che il Viareggio abbia ampiamente legittimato il vantaggio. Fra l'altro anche il 2-2 di fine primo tempo è venuto dopo 2 clamorosi, o meglio 2 grandi interventi di Veludo, che ha veramente salvato la propria porta prima che arrivasse il gol di Amato. Quindi insomma un Viareggio che credo per il momento stia meritatamente conducendo. Grazie anche da parte nostra per Giulio Arnolieri. C'è la ripresa del gioco dopo questo time out ed è Elia Cinquini per il centro che recupera la pallina, scambia con Danna, Cinquini si ferma, la manda in avanti per Gepi Selva, l'appoggia per Danna. Gepi Selva, poi Liam Rosi con Francesco Dolce dalla panchina che sta dando delle indicazioni ai suoi. 7° fallo di squadra per il Breganze, 6 per il centro giovani. Scuccato che va a terra e c'è il gol. Arriva un gol di carambola se vogliamo, vediamo a chi viene assegnato. Vediamo, è stato assegnato a Costenaro, ci indica anche il nostro Vincenzo Calvanese, nostro operatore. Costenaro, un tiro da lontano. Quello che stavamo dicendo proprio finora, una partita ancora aperta, un gol fortuito quello che ha subito il centro giovane, ma ci stanno questi gol con queste conclusioni da lontano, queste deviazioni che mettono fuori causa i portieri avversari. In questo caso dannano
aveva toccato la pallina ma non centrando bene la porta. Parte Rosi e c'è però per Amato, blu per Amato, 9-0-4. E ora tiro diretto, va Samuele Muglia. Ora Samuele Muglia ha una opportunità importante. Muglia contro Veludo, vediamo lui ex, e c'è il gol di Samuele Muglia, gol di Samuele Muglia su tiro diretto. Gol, va a salutare tutti i suoi bambini del giovanile. Samuele Muglia va in gol da ex, quindi gol importante per il giocatore del Centro Giovani Calciatori, che porta ora a 5 i gol per la sua squadra. Muglia, che aveva realizzato 4 gol come Danna, ora in questo caso va a 5 reti personali. Cinquini ora per la seconda volta Angelo, il centro, torna nel doppio vantaggio nei confronti del Breganze. È un gol molto importante quello di Samuele, perché permette a circa 8 minuti dalla fine di potersi assicurare questa vittoria. Vorrei sottolineare comunque come finalmente gli attaccanti del Centro Giovane si siano svegliati. Stasera Samuele e la doppietta di Selva hanno sottolineato questo risveglio dell'attacco viareggino, che è una cosa, che è una qualità molto importante per questa formazione. C'è anche da dire che se riescono a vincere, come si augurano tutti i tifosi viareggini, permette al Centro Giovane di portarsi nella zona alta della classifica e di cominciare a recitare un ruolo davvero protagonista come merita in questo torneo. 7 minuti e 19 secondi alla conclusione della partita. Il Centro Giovani è in vantaggio 5-3 sul Breganze. Anche, va detto Angelo, della prestazione di Liam Rosi, indipendentemente dal gol, ha subito il fallo su cui è scaturito il tiro diretto per il vantaggio del 5-3, una prova direi più che sufficiente anche di Liam, no? Che è uno dei primi cambi di Francesco Dolce. Certamente, ma quello che non mi sorprende, perché Liam lo conosco piuttosto bene, mi fa piacere vedere il suo contributo anche in sede difensiva della formazione. È un giocatore che va utilizzato molto bene e che comunque si sta facendo sempre trovare pronto per reagire. Manovra adesso il Breganze dietro la porta di Veludo, interviene l'arbitro Joseph Silecchia di Giovinazzo che arresta il gioco. 7 falli di squadra ciascuno per Centro Giovani e Breganze, 5 il vantaggio dei gol del Centro contro i 3 del Breganze. Danna voleva servire JP Selva, recupera una buona pallina Danna, servito da Liam Rosi, parte Romeo Danna indirizzando per JP Selva. Ora il centro si trova molto bene con questi schemi di Francesco Dolce. Elia Cinquini viene fermato
e il Breganze sale a 8 come falli di squadra. L'apporto poi di Elia Cinquini direi che sta andando al di là delle più rosee aspettative, indipendentemente dai suoi 8 gol. Sì, ha fatto finora 8 gol, ma si sta sempre rivelando il vero cecchino della squadra, ha segnato anche stasera e comunque poi si riconferma il grande difensore qual è. Sotto gli occhi di papà Mauro e mamma che sono qui accanto poco distanti dalla nostra postazione. Mauro, lo ricordiamo, allenatore in A2 dell'Hockeyforte. Certamente Mauro, Ex giocatore e allenatore anche del centro. ed ex allenatore, certamente è un grandissimo, se mi permettete, anche protagonista del Roller Monza a tempi del grande Ferlinghetti. A parte, scusate, sono un po' anziano di hockey, ma volevo dire sì, sotto gli occhi del papà Elia contribuisce sempre alle reti di questo centro giovani, che credo questa sera si sia sbloccato, perché va sottolineata l'importanza di questa vittoria, una vittoria che, come ci auguriamo tutti, consente di possedere, di registrare una svolta al proprio cammino in campionato. Sabato ricordiamo che poi il centro sarà di scena sulla pista di Scandiano, mentre il Breganze ospiterà l'Hockeyforte dei Marmi. Centro in avanti con Danna, Montigel, dietro di lui Amato, Cinquini che perde la pallina, Texidò, però super Leonardo Barozzi riesce a dire di no a Texidò, e anche questo è un intervento importantissimo del portiere viareggino. Cerca ora dal dietro Texidò di palleggiare con la pallina e poi indirizzarla verso Barozzi. Ora è un assedio quasi a Fort Apache, ricordando i film di cowboy, da parte del Breganze. Liam Rosi per Montigel, indirizza la pallina in avanti, Montigel si avventa, però secondo l'arbitro Iuorio di Salerno ha commesso fallo. Siamo a 9 falli di squadra per il Breganze, quindi il centro giovani nella seconda parte della partita ha guadagnato a suo favore, diciamo, anche questo numero di falli, no, commessi da parte del Breganze. Certamente l'andamento dei falli fino a qualche istante fa era tutto sommato uguale, stavano 7-7 fino a 2 minuti prima. Non so se il centro ce la farà a sfruttare eventualmente un altro tiro diretto. Se lo facesse bisognerebbe che lo mettesse in rete proprio per prendere questi 3 importantissimi punti. Altra boccata di ossigeno, intanto i supporters del Breganze continuano a sostenere sobri mai questo striscione goliardico che leggiamo, che viene esposto dai tifosi del Breganze, che vanno ammirati, no, per l'appoggio che stanno dando. Sono una decina alla loro squadra. Certamente sono simpatici questi tifosi, e poi devo dire che a Breganze c'è un grande vino che è il Torcolato, uno dei migliori vini dolci del panorama italiano, un grande vino veramente, il Torcolato. Sei intenditore non solo di hockey ma anche di vini, il nostro Angelo Cupisti. Facciamo anche questa scoperta a 3 minuti e 53 secondi dalla conclusione di questa partita, che vede il punteggio ancora fermo sul 5-3 a favore del Centro Giovani. Poi, come avevamo anticipato al termine della partita, prima di dare la linea allo studio, sentiremo anche l'allenatore spagnolo Quim Paul, che è proprio sotto la nostra postazione, quindi quando siamo, Angelo, proprio a pochissimo dalla conclusione lo vai a prendere, almeno noi possiamo anticiparci insieme al nostro Vincenzo Calvanese alla telecamera per poterlo intervistare chiaramente al termine della partita. Breganze che
cerca ovviamente di venire in avanti, mantiene il possesso della pallina con Borgo, Scuccato, il tiro da parte di Borgo con Montigelli che era stato spinto a terra. Eccolo, JP Silva cambia gioco, cerca di agganciare Nando Montigelli, ma la pallina gli è sfuggita dalla racchetta. Scuccato prova in avanti, ma Montigelli la recupera ancora con una posizione davvero da giocatore oltre che bravo, esperto, ormai sta respirando, perché anche stasera il suo, come tutti i suoi compagni di squadra, lo ha dato ampiamente. Ecco, ha già raggiunto la nostra postazione Queen Pauls, quindi non appena ci sarà il fischio finale di questa partita c'è il gol di Texidó, a 2 minuti e 5 secondi dalla fine della partita. Texidó realizza il 5-4. Stiamo attenti perché siamo ormai a 2 minuti e 3 secondi dalla conclusione di questa partita e ora viene sbilanciato Montigelli, si rialza, però ha toccato terra con la mano sul parquet. Ora ci vuole un centro giovani calciatori che ragioni con la testa, perché a 1 minuto e 50 secondi dalla conclusione della gara sarebbe davvero un peccato per la squadra viareggina perdere questa opportunità del successo. Il pubblico ha capito che c'è questa difficoltà, attenzione perché viene allontanata addirittura in tribuna la pallina, c'è un problema al cronometro, probabilmente c'è un problema al cronometro, vediamo che sta ruotando. Invitiamo il nostro Vincenzo Calvanese ad andare sul cronometro un attimo, perché vediamo che hanno fermato il gioco gli arbitri al tavolo del cronometristici. C'è Edoardo D'Alessandro, arbitro ausiliario, e Massimo Nucifero al conteggio dei 45 secondi. Tabellone dice che manca 1 minuto e 32 secondi alla conclusione di questa partita. Il punteggio è di 5-4 per il Centro Giovani Calciatori, ma sono ultimi proprio momenti concitati di questa partita che la squadra bianconera stava conducendo con un doppio vantaggio sui veneti, che si sono portati proprio a ridosso del finale della gara con un gol di distacco dal Centro Giovani. Amato alza la pallina, si continua a giocare con Borgo, da lontano forse Scuccato vuole provare, ma recupera la pallina Montigelli. C'è l'intervento dell'arbitro, forse per il 10° fallo. Vediamo che l'arbitro Silecchia interviene per comandare il 10° fallo per il Breganze, e ora c'è il tiro diretto per il Centro Giovani Calciatori. E ora è una occasione importante per la squadra di Francesco Dolce. Samuele Muglia, al tiro diretto, ha realizzato a 9:04 il gol del 5-3. Vediamo Samuele Muglia ancora contro il portiere Veludo. L'arbitro Joseph Silecchia è lì pronto per comandare la battuta. Samuele Muglia da ex ha già realizzato un gol al Breganze. Vediamo in questa conclusione che fa. Veludo bravo, neutralizza, e quindi ora c'è il gol di Amato
a un minuto dalla conclusione della partita. Amato con una botta da fuori, con un tiro da fuori realizza il gol del 5 pari e poi fa un gesto che non ci è piaciuto, perché chiaramente lui ha scaricato un po' tutta la rabbia che aveva dentro. Non sappiamo, però si è rivolto verso il pubblico, è stato beccato. Comunque 5 pari, il Breganze ci ha creduto ancora anche con 2 gol un po' fortuiti, con Texidò se vogliamo e con Amato, con questa conclusione da lontano, però un tiro molto potente centrale che ha colto di sorpresa Barozzi e i suoi compagni di squadra. E ora il centro per 2 volte in vantaggio con doppio gol si è fatto raggiungere dalla squadra di Diagomir. 5 pari quando siamo ormai nella fase conclusiva di questa gara. 54 secondi a finire la partita, con il Breganze che ha recuperato quindi questi gol che lo dividevano dal centro giovani. Il tiro ancora da lontano del centro, la partita che era finita 2 pari nel primo tempo. La partita che era finita 2 pari nel primo tempo, ora siamo 5 pari. Attenzione, perché adesso c'è il centro giovani che con Muglia avanti attacca, il tiro di Geppi Selva, siamo a 20 secondi, Cinquini, il tiro ancora, riparte la squadra viareggina per cercare ovviamente di riorganizzare le idee, però c'è questa beffa che è arrivata proprio a 1 minuto dalla conclusione e finisce qui la partita. Finisce qui la partita 5 pari. Abbiamo, come detto, la possibilità di intervistare Quim Pauls, che è stato grande giocatore del Barcellona, grande tecnico, ora è nello staff della federazione. È venuto qua a Viareggio in Versilia per un collegiale con gli allenatori. Che partita ha vista? Si è divertito stasera? Sì, ha divertito, un partito, molta alternanza, tanto nel marcatore come nel gioco, ¿no? Ma bueno, io penso che è buono per lo spettatore ver partidos di questa qualità. Il centro giovani ha buttato via una vittoria che sembrava già acquisita. Sí, sí, ma el partida no, que ya sabes que no acaba hasta el último secondo. Il Breganze ci ha creduto fino in fondo. Sí, el Breganze cuando iba 5-4 con el gol que se ha encontrado, ha tenido la opción de este disparo, ha llegado bien, no ha habido buena, diríamos, defensa del equipo de casa y esto ha condicionado el resultado final. Grazie ovviamente per la gentilezza di essere venuti ai nostri microfoni e ribadisco il risultato: 5 pari qua a Viareggio tra la formazione del Centro Giovani Calciatori e il Breganze, un finale beffa se vogliamo, perché il Centro Giovani Calciatori pensava di aver già acquisito la vittoria. Ringraziamo ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito, come sempre numerosi, anche gli amici in diretta streaming. Un saluto ovviamente anche a Giampiero Pucci nella regia centrale di Noi TV, a Vincenzo Calvanese un ringraziamento per le riprese, Angelo Cupissi e Giulio Arnolieri, colleghi.